Venerdì sera in Vestiti è stata fatta la rassegna dai Coros Alpins. Vedo tra le tante autorità il generale Willy Lenzini, che saluto, ben trovato, grazie. E quindi abbiamo anche quell'aria e quell'aurea che ci è sempre tanto piaciuta e che è ben radicata in questa terra difficile ma altrettanto nobilissima che è la Carnia alpina. Dicevamo serata particolare, sì, perché fuori è una serata dolcissima, dopo il caldo di queste ultime settimane possiamo godere di una temperatura più gradevole e soprattutto di un umore che è cresciuto in questi giorni. Prima nell'attesa dell'evento Le Alpiniadi estive, questa kermesse di sport e di amicizia così coltivata e attesa, e adesso siamo sul pezzo. Ed essere sul pezzo significa aver vissuto oggi la prima delle gare che abbiamo in programma, e cioè il 52esimo campionato nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, con assegnazione del titolo italiano della marcia in montagna a staffetta. Domani avremo la marcia di regolarità e saremo sul Palpiccolo Palgrande, partenza dai laghetti, e domenica la gara regina, ovvero la corsa in montagna. Non vi chiedo di essere tutti assiepati lungo i percorsi di gara, però di frequentare l'area, il cosiddetto pala festeggiamenti o pala alpiniadi, quello sì, perché non solo ci fa piacere, ma pensiamo sia l'occasione per trasmettere valori, per trasmettere amicizia e quel senso di comunità che ci caratterizza e ci fa sempre tanto allegria. Questa sera, dopo aver vissuto ieri sera la serata dedicata al folklore, avevamo Sabrina Silvestrin con la sua fisarmonica che ha allietato la serata e ci ha regalato le note sulla onda della fisarmonica. Questa sera la serata, diciamo, alpina nel senso letterale del termine, la serata dedicata ai cori. Sono tutti e tre cori della Carnia. Un coro di Paularo, un coro di Villa Santina e poi il coro Le Voci della Foresta, che fa riferimento a quel mondo di uomini che hanno vissuto e lavorato e continuano a vivere e lavorare l'ambiente del corpo forestale, prima dello Stato, oggi corpo forestale regionale. E dunque tre elementi e tre modalità di proporre le loro canzoni e il loro programma che credo siano esemplificative di un sentimento, il sentimento della gente della Carnia, gente che ha le mani con i calli, gente che però ha la capacità di esprimere attraverso i propri occhi e a volte con poche parole il senso di generosità, di amicizia, di gratitudine, di familiarità e tutti quei valori che passano di cuore in cuore, di mano in mano tra la gente per bene. E dunque credo che il loro modo di cantare sarà davvero la cifra di quel sentimento di sentirsi la patria del Friuli, di sentirsi parte di queste bellezze naturali che molti degli ospiti che sono al seguito degli atleti magari non conoscono e che questa sera avranno la possibilità di apprezzare attraverso un'altra dimensione, che è quella del canto che nasce dal cuore, quando si parla in un'altra maniera rispetto al tabaià come faccio io, ma si parla davvero con la profondità dell'animo. Il primo coro che abbiamo questa sera con noi ci raggiunge proprio da Paularo, sono i Paularini, portano con loro la storia di quella piccola area geografica che è il mondo di Paularo. Qualcuno una volta mi ha detto: stai attento perché i carnici sono tutti buoni tranne quelli di Paularo. Non so se è vero, io non ho avuto la possibilità di sperimentarlo per fortuna, però mi dicono che è gente che se il carnico è duro
quelli di Paolaro sono due volte duri. Io ho Nicole che ti... Ecco, ho già preso, già Ennio mi ha traguardato, pagherò per aver fatto questa affermazione. È il coro Cive, ragazzi, il coro Cive che ci raggiunge da Paolaro, e loro sono profondamente orgogliosi di far parte di quell'ultimo baluardo di montagna che racchiude e chiude la patria del Friuli. La collezione oggi, dal 2016, è nelle mani di Marco Clama, ma insieme con lui questa bella compagine che è formata da più di 28 coristi con età che variano dai 19 agli 85 anni, ha in sé l'orgoglio di quel Monte Zermula, di quel Cason di Lanza, di quello Zuc de Bor che 400 anni fa hanno fatto da baluardo nei confronti dei turchi e hanno salvato, insieme con Marco Dalviano, i principi della nostra comunità e della nostra religiosità. E proprio con il primo brano che ci vogliono raccontare ci vanno a parlare delle vicende che hanno attraversato le genti paularine e non solo. Carnia Fidelis, quando sfila la sezione carnica, e ci sono le buone ragioni per dire Carnia Fidelis, lassù tra il 1915 e il 1917 si sono combattute delle battaglie davvero feroci e qualcuno non è ritornato nonostante le promesse d'amore, nonostante le sere dei baci e delle carezze. Allora, a memoria proprio di quella gente, erano anche bersaglieri, erano anche fanti, erano anche finanzieri, anche se qualcuno dice che la guerra sul Palpicolo l'hanno persa i finanzieri, vero Ennio? Ce n'è per tutti stasera. La sera dei baci, si abbassano le luci, ci concentriamo e iniziamo a godere questo splendido programma fatto da una serata corale ad alta intensità emotiva. Coro Cive, maestro Marco Clama, La sera dei baci. Ricordi la sera dei baci e mi dai stringerlo al seno. Mi dicevi sei bella, mi piaci, questa sera sei fatta per me. Sei bella, mi piaci, questa sera sei fatta per me. Io mise sta Pasqua a sposarmi, ma
Pal Piccolo, Pal Grande, sicuramente li conoscete molto meglio di me e ci siete saliti in forma di pellegrinaggio chissà quante volte. E da là poi si vede il Celon, il Polink, la Creta Verde, si sale e si scende in questo immaginario tra ghiaie bianche, prati, alpeggi e abetaie. Il coro Cive ha una grande esperienza anche di occasioni di incontro con gli austriaci, con il loro confine, con i dirimpettai. In tante occasioni vanno a cantare di là, così come poi ospitano e ricambiano l'ospitalità dalla parte di qua. Però per noi che siamo legati nel nostro immaginario collettivo alla prima guerra mondiale come la guerra conclusiva del nostro risorgimento, come l'occasione per la completezza dell'unità d'Italia e della sua definizione territoriale, e tu Austria rimane un pezzo dal valore davvero considerevole. E il coro, benché abbia questi rapporti di amicizia, sempre in quel nome di Carnia Fidelis, continua a interpretare e a proporci E tu Austria. E tu Austria non essere amica di vaccare l'Italia ai confini, che sulle Alpi ci sono gli alpini che su per aria ti fanno caricheremo cartuccia mitraglia, e se per caso il colpo si sbaglia, a baionetta l'assalto faremo. E se per caso il colpo si sbaglia, la baionetta faremo brillare. Grazie, splendida interpretazione. Un brano che viene considerato politicamente scorretto, ma a noi invece piace sentirlo cantare. Grazie al coro che lo tiene nel suo repertorio e nel suo programma. E adesso chiedo io al coro di fare un'inversione. Facciamo un'inversione temporale rispetto a quanto avevamo concordato. Il prossimo brano è Alpini in Libia. Perché Alpini in Libia? Perché abbiamo parlato di Trento e pochi sanno che proprio nel 1915 si distingueva tra le figure di personalità e di condottieri emergenti il famoso generale Cantore. Cantore era già diventata una stella brillante negli stati maggiori durante la campagna di Libia,
ma a Trento, nella conquista di Ala, aveva sfondato le avanguardie austriache, la linea di resistenza lungo il canale che portava proprio alla città di Trento, facendo sperare che la guerra avesse un termine entro il dicembre del 1915. Così non fu, ma spinse D'Annunzio a scrivere una frase particolarmente aggressiva, significativa, ricca di vezzeggiativi e di aggettivi, tanto che la fama di Cantore andò ad aumentare. Abbiamo detto che Cantore è legato a Trento ed è legato alla Libia, e allora il coro Cive ci propone Alpini in Libia. Una canzone che ad ascoltarla bene fa ancora oggi venire i brividi, perché dà il senso e la dimensione di una comunità nazionale, di un soldato capace di pensare alla mamma, all'amorosa e al casolare. Cioè l'alfa e l'omega sono ancora quegli elementi costitutivi della nostra società. Oggi vorremmo che fosse così, ma abbiamo la convinzione che i volontari e le volontarie oggi hanno ancora questo amore e questo pensiero per la loro patria. Alpini in Libia, coro Cive, dirige il maestro Marco Clama. La nave s'arrosta pian piano, salutando l'Italia, sei bella. Al venerdì mi sembri una stella, uomo rosa, ti devo lasciare.
Li contraddistingue un modo di cantare asciutto, non alla ricerca della vocalità estrema, e proprio questo gli consente di essere portatori di quella tradizione canora che caratterizzava il nostro modo di stare insieme, quel cantar facile che si dice canta che ti passa. Ognuno può avvicinarsi al canto e il coro Cive con il suo maestro cerca proprio di fare in modo che a Paularo, nella piccola regione di Paularo, resti questo senso di tradizione e questa opportunità per giovani e per anziani. Chi vuol cantare si può unire perché non è necessario avere chissà quali doti canore, è necessario invece avere doti morali, doti umane, avere il sangue freddo e la capacità e la lucidità che ha caratterizzato la vita degli alpini per affrontare una canzone come quella che ci propongono adesso. Siamo nella seconda guerra mondiale e i battaglioni dell'8° reggimento alpini hanno versato copiosamente sangue in Grecia e in Albania, insieme con il 3° reggimento artiglieria da montagna, il Tolmezzo, il Gemona, il Cividale, hanno dato davvero esempio di fermezza, di intelligenza, di capacità di comando e soprattutto di quella unità che è fondamentale, unità fatta da quella gente che si conosce, che viene dallo stesso paese e che non lascia mai indietro nessuno. Il Golico, nell'interpretazione del coro Cive. E in questo brano il nostro pensiero non può non andare
a quella linea dell'antiretorica che è costituita dal Monte Bernardia, dal Tempo di Cargnacco, da Castelmonte, da quei luoghi dove si ricorda, si commemora in silenzio e si va in pellegrinaggio. Quante famiglie friulane, quanta gente ancora oggi va a cercare una ragione e un motivo, va a ritrovare qualcosa che ha perduto per sempre. Qualcosa che ha perduto per sempre, che è molto legato anche alla vicenda delle donne carniche. Le donne carniche che noi abbiamo imparato ad apprezzare nel segno di Maria Plotzner-Mentil, abbiamo imparato ad apprezzare in quella medaglia d'oro e in quel valore assoluto. Al Malpasso mancò Maria Plotzner, ma lei era una delle avanguardie di quelle centinaia di donne che salivano quotidianamente di notte e di giorno a portare i rifornimenti ai loro uomini in prima linea. La canzone che il coro ci propone è parte integrante della storia di Paolaro, parte integrante della storia di queste donne, ed è il frutto della realizzazione, l'armonizzazione e la scrittura da parte di Max Di Bernardo, che ha voluto in Monteludino racchiudere il senso della domanda di una bimba che chiede alla mamma dov'è il papà. E quella mamma probabilmente era proprio una delle tante portatrici che salivano e scendevano lungo i fianchi delle nostre montagne. Allora, se abbiamo in sala Max, vorrei che salisse lui per la direzione di questo brano. Se ci sente, se c'è, lo chiamiamo a gran voce e lo applaudiamo. Non c'è, peccato, ci sarebbe piaciuto davvero con un grande applauso ringraziarlo per aver costruito queste parole e aver realizzato questa armonizzazione. Allora l'applauso glielo facciamo da qua, sentito e di cuore. Nella direzione di Marco Clama, la canzone che è l'inno degli uomini e delle donne di Paolaro, Monte Lodino. Fu il mio destino, il primo colpo, non fui ferito, ma il secondo, io fui colpito.
Grazie al coro, grazie a questo quadro così sensibile di storia carnica, grazie. Ma naturalmente nel cantare c'è anche un po' di leggerezza, si canta per ricordare, per commemorare, si canta anche per riaffermare il principio delle belle tradizioni. Da noi in Veneto si faceva filò, penso che anche qua in Carnia si sia fatto e si faccia anche modernamente il filò. E a filò cos'è che si fa? Se va a rente amorosa, se si sente vicino e magari sbrissa la mano, non so come si dica in carnico, ma in dialetto sernagliese si dice così. Allora con la leggerezza e l'allegria del coro Cive ascoltiamo Mamma Piero me tocca. Mamma, mamma, Piero me tocca, oh, mamma, mamma, Piero me tocca, oh, toccami qua, ma Piero pizzega invece di toccare, ti dica a tomare, ma Piero pizzega invece di toccare, ti dica a tomare, che te tocca pizzega, mamma, mamma, Piero me guarda, mamma, Piero me guarda, guardami qua, ma Piero pizzega invece di guardare, ti dica l'alto mare, ma Piero pizzega invece di guardare, ti dica l'alto mare, cante qualche pizzega. Mamma, Piero me tocca, mamma, Piero me tocca, ma Piero pizzega invece di toccare, ti dica l'alto mare, ma Piero pizzega invece di toccare, ti dica l'alto mare, che te tocca pizzega. Grazie ragazzi, una ventata di allegria, di suggestioni e anche quel pizzico di malizia che in una serata piacevole come questa ci può assolutamente stare. Storia dei Cerniei. Giù nelle basse noi abbiamo come immaginario collettivo il carnico che gira portando oggetti di legno piuttosto che altri piccoli prodotti per cercare di trovare di che sostentarsi. È una vicenda che non appartiene solo alla gente di montagna della Carnia, è una vicenda che appartiene di fatto a tutto l'arco alpino. Che voi andiate nelle Alpi Cozie o nelle Alpi Graie, quindi siate sopra la Liguria, sopra la Provenza, o che arriviate oltre anche in Slovenia e sul Tatra, questa vicenda appartiene all'umanità. E parliamo di un mestiere vecchio come il mondo, che per qualcuno era l'arrottino, per qualcun altro era l'ombrellaio e per noi è lo stagnino. È colui che passava di casa in casa a riparare le pentole e le cagliere affinché si potesse continuare la magra economia familiare. Non so se lo dico bene, ma il Cialzumit, con la C, quella di Chiasa, il Cialzumit. Signore e signori, il Cialzumit interpretato dal coro Cive con la direzione del maestro Marco Clama. E ci lasciamo così con questo brano per ritrovarci poi alla fine. Leca, 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 leca,
Lega, 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 lega. Yalai, Jerobe, yalai, yalai, Jerobe, yalai, 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 Jerobe. Yalai, Jerobe, yalai, yalai, Jerobe, yalai, 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 Jerobe. Yalai, 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 yalai. Yalai, Jerobe, yalai, yalai, Jerobe, yalai, 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 Jerobe. Yalai, Jerobe, yalai, yalai, Jerobe, yalai, 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 Jerobe. Yalai, 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 yalai. Grazie, siate generosi, applauditevi. Coro Cive dedicato a Silvestro Paleschini, Coro Cive Ana Paolaro. Questa è la dimensione della nostra Associazione Nazionale Alpini. Grazie ragazzi e grazie naturalmente al maestro che li ha saputi dirigere anche questa sera nonostante le difficoltà che ci sono in un capanone. Qualcuno diceva sarebbe stato bello essere in sala Savoia. Certo, ma anche qua facciamo partecipare tutta la comunità, gli atleti, gli accompagnatori e ci godiamo questo bel momento. Ancora con un grande applauso per i nostri paolarini, tutti belli con il loro cappello, l'8º, l'11º, il terzo ben schiacciato e le nappine, tanta roba, giusto Ennio? Dur par durà. Vabbè, è il motto di quelli dalla parte della Lombardia, ma duri per durare direi che è adattissimo per la gente della Carnia. Adesso abbiamo il nostro secondo coro in programma, ci rigiriamo e andiamo a goderci un senso di poesia e di appartenenza che sta ancora prima di quei sentimenti ecologisti che tanto pervadono la società di oggi. Insieme con noi, per il nostro piacere e per un grande privilegio, abbiamo il coro Le Voci della Foresta. Che cosa avranno di speciale le Voci della Foresta? Hanno tanto di speciale, tantissimo di speciale. Perché nel 1999 qualcuno pensò che insomma quando ci ritroviamo cantiamo, ci piace esprimerci anche attraverso la musica e soprattutto la canzone popolare e la canzone d'autore, ed è così che dagli una volta, dagli due volte, i forestali del corpo regionale delle foreste hanno pensato bene di mettersi insieme e di fare un coro, e se li guardiamo sembrano tutti dei pezzi d'abete, sono tosti. Chi
sono i pini e magari anche qualche larice, un po' di barba rossa la vediamo e quindi c'è anche qualche larice insieme con i pezzi e con le ciocce ed è bellissimo vederli così. Spendo ancora mezza parola per una suggestione. Voi li guardate e io penso che a qualcuno possa venire in mente, soprattutto a chi è più fresco di scuola, Il segreto del Bosco Vecchio di Dino Buzzati. Nel segreto del Bosco Vecchio ci sono, ad animare queste meravigliose foreste, ci sono degli uomini che sono i geni, sono parte della fibra della pasta del legno che assumono una personalità umana ed escono a popolare il bosco, sono i veri padroni del bosco, sono loro che lo salvaguardiano, lo dirigono, lo regolano, lo aiutano a crescere, lo sfoltiscono, lo fanno bello. Guardando voi ci viene in mente quell'ecologismo ante litteram fatto di dedizione, di fatica, di amore per il parco naturale del Coglians, di amore per il parco naturale delle Alpi Friulane, di amore per il territorio, per la salvaguardia delle nostre briglie, dei nostri torrenti oggi impazziti, per quella cura meticolosa che ha fatto e continua a fare questi boschi un patrimonio straordinario. Grazie. Grazie ai nostri forestali. Questa sera canterini con brani d'autore che ci fanno girare pagina ma ci regalano tante suggestioni. Il primo brano in programma arriva da un autore friulanissimo, Marco Maiero, ed è dedicato a quella pieve di Giulio, chiesa matrice delle altre 10 pievi della Cardia. Da un Sampieri, a noi piace pensare che sia questo Sampieri, che sia il nostro Sampieri qua sopra, domina Arta Terme ma in realtà domina il senso di religiosità di tutta la Carnia. Diretto da Dario Scrignano, il cuore, le voci della foresta in Daur Sampieri. Oh
Grazie. Sono in 18, parte arriva da Gorizia, parte abita e vive la regione della Carnia, si ritrovano a Soppo a fare le prove e insomma è una vita difficile quella del forestale. Non è facile, eppure resistono e ogni 12 luglio puntualmente vanno a commemorare il patrono dei forestali, rendendosi disponibile con le loro canzoni a lietare, sottolineare, commemorare anche con quel profondo senso religioso che appartiene alla gente che ama i luoghi dove vive e il lavoro che fa. Lavoro che fa e luoghi dove vive. Negli anni 20 e negli anni 30 anche la regione Abruzzo ha avuto un grande passato con il corpo forestale. Allora era il corpo forestale dello Stato, ma molti provenivano proprio dalla regione dell'Abruzzo perché là si imparava a vivere con magrezza, con austerità e a lavorare nei boschi e in montagna. Allora il coro Le Voci della Foresta vuole omaggiare la terra abruzzese, presente qua, presente tradizionalmente in Friuli col 9° Reggimento Alpini, presente tradizionalmente a Tarvisio, alla caserma La Marmora, e che oggi è presente con le sue staffette e con i suoi bravissimi tedofori e sportivi in questa occasione, la 4ª edizione delle Alpiniadi estive. Allora Giabruzzo, inno agli abruzzesi da parte delle Voci della Foresta con Dario Scrignaro alla direzione. Scrigna. Ed eccoli gli abruzzesi. Ed eccoli qua. A rendere ancora più caldo questo applauso. Grazie, grazie ai nostri forestali. Grazie. Brano indovinatissimo, maestro. E probabilmente sbaglierò altre 150 volte il cognome.
però e ci berremo sopra, Noi siamo arrivati qua certamente anche con l'idea che quest'anno ricorre il 50° anniversario dalle tremende scosse di maggio e di settembre, le scosse che devastarono e fecero tremare il Friuli nelle sue case e nei suoi cuori. Una canzone la vogliamo dedicare a questo 50° anniversario. La dedichiamo perché fa parte della nostra cultura, fa parte del nostro modo di essere e voi sapete benissimo che chi non ricorda è destinato a soccombere. In un brano di grande spessore e di grande emotività, il coro Le Voci della Foresta intende regalarci e farti partecipi di questa commemorazione che ha visto già tanti momenti ufficiali, anche con la presenza del Presidente della Repubblica Gemona insieme con la Presidente del Consiglio dei Ministri. Ci sono stati gli alpini, ci sono stati i vigili del fuoco, ci sono state le forze armate, ma anche questa sera non è fuori luogo poterci raccogliere e ricordare intimamente quella vicenda che ha unito l'Italia e ha reso ancora più grande il Friuli. In che essere dal SIS.
Tanto è commovente questa canzone, quanto è commovente ma solleva anche lo spirito perché allarga l'orizzonte, è quella bellissima preghiera che va sotto il titolo di Stelutis Alpinis. Qualcuno mi aveva chiesto se questa sera era in programma. Sì, non può mancare. Non può mancare non solo perché è stata scritta dal maestro Zardini e quindi da un Furlan di Pontebba, non può mancare perché quello spirito che allor ti svole, io e la stiele sin con te, è parte integrante delle nostre meditazioni, dei nostri momenti di conforto e di sconforto. Abbiamo tutte le nostre persone care là nel firmamento e ogni tanto ce le andiamo a prendere e ce le portiamo nel cuore. Le voci della foresta in Stelutis Alpinis. Scusami, mi perdo, perché sembri proprio uno di quei geni del bosco. Siamo fortunati ad avervi, siete stati a cantare anche per i nostri emigranti in Lussemburgo, siete andati a Marcinelle a ricordare la tragedia dei nostri minatori, avete cantato anche per Linea Verde
e avete sostenuto un impegno notevole quando avete partecipato alla realizzazione di quella serata memorabile legata ai fusilazzi di Cercivento, e dunque anche un impegno civile nel ricordare vicende e storie che riguardano non solo la gente di Carnia ma la comunità italiana in generale. Ai forestali fa paura il fuoco, i forestali cantano il fuoco. Nella splendida canzone di Beppi De Marzi, e quindi canzone d'autore, è il fuoco. Siamo abituati ad associare al fuoco il colore rosso. Rosso di sera, bel tempo si spera, si dice, no? E noi speriamo veramente che anche domani sia una splendida giornata. A farcela immaginare così un autore friulano, Marco Maiero, in L'ora della sera. Il verde ormai tramonta, qui tra i castagni il sole, e sopra i prati danza già il vento della rugiada. E si alzano sui tetti col fumo dei bambini,
grazie alle voci della foresta e al maestro Dario Scrignaro. Ce la possiamo fare. Dicevamo prima che il 12 luglio è il patrono dei forestali. I forestali con grande onore, con grande piacere cantano il loro inno, l'inno dei forestali, Foresta, armonizzato dal maestro Vidoni. Un'altra piccola perla, un altro di quei momenti, di quei sentimenti che incatenano gli uomini e i cuori. Lo ascoltiamo religiosamente, pensando alla loro vita, pensando ai nostri boschi e a quel patrimonio straordinario che dobbiamo conservare e lasciare ai nostri posteri. Il coro Le voci della foresta in l'inno dei forestali, Foresta, armonizzato dal maestro Vidoni. Dirige Dario Scrignaro. Noi siamo la guardia della foresta, nelle vallate e le montagne, all'alba quando il sol si desta, noi cominciamo a vigilare. Come fiore giorno, mi teniamo lì, non ciao e foresta.
Grazie a tutti. Grazie. Le voci della foresta. Grazie. Grazie di cuore per le vostre interpretazioni e per il canto che ci avete proposto e anche per questo inno foresta che ha chiuso così bene il momento celebrativo del vostro concerto. Con Dario Scrignaro ci lascia il coro Le voci della foresta, raccogliendo ancora un applauso. Signore e signori, attenzione, non è finita qua, adesso ci aspetta il brillante coro alpino Pieri Pelecche. Dove sono gli amici del Pieri Pelecche? Eccoli qua, da Villa Sampina, eccoli qua, con una storia emozionante di amicizia, di relazioni profonde e di voglia di cantare. Costituiti nel 2023, perdono anzitempo la loro guida e il loro maestro, il mitico Piero, detto Pelecche, per un nomignolo di quelli che ti vengono affiliati quando sei ragazzino e l'hai combinata oppure esprimi una particolare passione. Ma il coro, anziché sbandarsi e lasciare la strada intrapresa, stringe i denti e serra sotto come sono abituati a fare gli alpini. E allora, in memoria di Pieri Pelecche, in memoria del piacere e del desiderio di cantare, in memoria di quell'amicizia, questa sera da Villa Santina sono arrivati qua da noi per portarci le loro interpretazioni e il loro splendido modo di cantare, che non può non prevedere uno degli inni degli alpini. Signori, il Pieri Pelecche con la direzione di Alessandro Elia in Sul Cappello. Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera che a noi serve la bandiera. Su bei monti a guerreggiare, oi là là. Su bei monti che noi saremo. Per portarle alle bambine, farle piangere, sospirare, oi là là. Su bei monti che noi andremo, pianteremo l'accampamento, brinderemo al reggimento. Oi là là, e viva il reggimento, e viva il corpo degli alpini, e viva il reggimento, e viva il corpo degli alpini. Oi là là. Grazie. Io spero di non crearvi un cortocircuito, ma reinterpreto i brani e la scaletta che è stata predisposta e gli do una gestione temporale diversa. 1872 nasce il Corpo degli Alpini. Oggi parliamo di Corno d'Africa, parliamo di Suez, parliamo dello Stretto di Hormuz, ma non è che 150 anni fa le cose fossero molto diverse. L'Italia, che aveva delle ambizioni e voleva costruire un proprio impero, aveva costituito un protettorato là dove c'è l'Eritrea. Massawa era diventata la base del capitalismo commerciale italiano ed è
la vicenda che porta alla sconfitta di Adua 1896. Cosa ci vanno a fare gli alpini là? Beh, c'è qualcuno che li chiama e allora ci ascoltiamo da Mamma mia vienmi incontro, interpretata dal coro Pieri Pelecche con la direzione del maestro Alessandro Elia. Mamma mia, vieni incontro, vieni incontro a braccia aperte, io ti conterò le storie che nell'Africa passò, io ti conterò le storie che nell'Africa passò. Maledette quelle contrade, quei sentieri polverosi, sia d'inverno sia d'estate, quasi sia d'inverno sia d'estate, quasi crema dal calore. Barbieri mi manda a dire che si trova là sui confini, che ha bisogno degli alpini su quei monti a guerreggiare, che ha bisogno degli alpini su quei monti a guerreggiare. E la storia la possiamo raccontare anche così, e così balziamo dalla fine dell'Ottocento ai primi del Novecento e orgogliosamente gli alpini, che non sono più 14 compagnie ma sono diventati reggimenti e battaglioni, continuano a portare alto il loro orgoglio, sentinelle a difesa della patria. E allora dov'è che va l'alpino? L'alpino è sempre sulle cime e sogna mamma e casolare. Va l'alpino! Valli sull'alte cime, passa al volo lo sciatore, dorme sempre sulle cime, sogna mamma e casolare, dorme sempre sulle cime, sogna mamma e casolare, tra le rocce di burroni sempre lesto il suo cammin, quando passa la montagna pensa sempre al suo destino, quando passa la montagna pensa sempre al suo destino, pensa al fine al tuo destino, c'è un ghiacciaio da passare, mentre vai col cuor tranquillo, la valanga può
Viva gli alpini! Il coro Pieri Pelecche. Questa è come un quadro d'autore, dipinge la realtà degli alpini in maniera davvero particolare e accurata. Ma gli alpini non sono sempre così belli, gli alpini a volte sacramentano e quando le tirano giù fanno veramente tremare le montagne. E arriviamo a Rente, delle vicende che hanno contrassegnato la seconda guerra mondiale. Da Udine siamo partiti, andiamo certamente a fare memoria storica delle vicende che hanno contrassegnato la patria del Friuli in quel 1941-42, nella primavera del 43, partivano le tradotte da Gorizia, da Udine, si schierava l'intera brigata in piazza a Udine dove c'è il Tempio Ossario, momenti impressionanti. Eppure oggi, a distanza di anni, ancora i nostri ragazzi e le nostre ragazze sull'onda di questa canzone continuano a sacramentare dicendo che manca questo, manca quello, ma avanti si deve andare. Da Udine siamo partiti. Da Udine siamo partiti, da Bari siamo passati, Durazzo siamo scesi, in Grecia destinati. Ci tocca di partire, partire con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa, con gli altri a far lavoro. Ci tocca di partire, partire con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa, con gli altri a far lavoro. La Grecia è terminata, Udine siamo tornati, piuttosto per la Russia noi siamo destinati. E partiremo ancora, ancora con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa, con gli altri a far l'amore. Motorizzati a piedi, la piuma sul cappello, lo zaino a far della tua, l'Alpine è sempre Grazie. E c'era qualcuno tra il pubblico che cantava ricordando i giorni della sua naia. Beh, guardate, pensate oggi alle famiglie dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Anche loro partono nelle missioni all'estero, nelle attività addestrative in giro per l'Europa con la tristezza in cuore. Partono con quella tristezza e con quella consapevolezza comunque che ritorneranno e continueranno a fare il loro dovere. Direi che proprio a quelle donne e a quegli uomini delle truppe alpine dobbiamo rivolgere un sincero applauso. Bravi ragazzi! Grazie, grazie. Ma naturalmente il coro Pieri Pelecche non si limita al repertorio di tradizione alpina come piace a noi alpini. Ci sono anche le sfumature, c'è il cuore che batte,
c'è tutto quel mondo affascinante che è il caranto delle nostre montagne, la bellezza infinita. E allora con l'inno alle montagne, loro che da Villa Santina raccolgono le ghiaie che arrivano dal Degano, le ghiaie che vengono dai monti sopra Forni di Sopra, vengono dal Passo della Mauria, tutti quei colori, quei ciotoli così particolari ci regalano O Montagne, in una splendida interpretazione di questo coro con la direzione del maestro Alessandro Elia, l'inno alle Alpi Friulane, patrimonio dell'umanità. A volte non serve avere brani che durano 5 minuti, anche in 1 minuto e mezzo, in 2 minuti si possono dire davvero tante cose e sollecitare tante emozioni. La volevate? Il coro ce la regala la Montanara per chi non la sa. Signore e signori, il coro Pieri Pelecche in La Montanara. Lassù per le montagne
Grazie. E con la Montanara devo dire che abbiamo fatto veramente il giro dell'arco alpino e della nostra storia degli alpini. Io inviterei il presidente della sezione carnica, che vedo ha dei pensieri, e saluto il signor sindaco di Arta Terme, che questa sera ha voluto essere con noi e continuare a vivere il momento legato alla 4ª edizione delle Alpiniadi estive. Prego Andrea, unisciti a noi. E vorrei anche che entrassero gli altri 2 cori, vorrei che le voci della foresta ci raggiungessero insieme con il coro Cive, perché ci prepariamo. Bene, molto bene, li abbiamo su qua tutti sul palco, ci regaleranno l'ultimo brano e vi svelo già quale sarà. Sarà il 33, con l'invito a cantarlo tutti insieme. Lo possiamo cantare, l'inno degli alpini è la nostra canzone, la disponibilità e il cuore grande del maestro del coro Pieri Pelecche ha fatto sì che si possa concludere il concerto a cori uniti. Resteremo debitori del coro e del maestro Alessandro Elia per un bel pezzo, Bottiglia Nastro. Bene. Buonasera a tutti, in qualità di presidente della sezione carnica organizzatrice di questo evento voglio portarvi il saluto di tutti i soci della sezione e dei miei collaboratori. Un grazie particolare mi corre l'obbligo di darlo al primo cittadino di Arta Terme, che senza la sua collaborazione certamente non saremmo riusciti a fare tanto. Grazie Andrea, io non mi dilungo di più. Permettetemi di omaggiare i 3 cori con il CRES che abbiamo fatto per le Alpiniadi. Grazie a tutti. Ale emozionato! Bravo Elio! Eccoli qua, i magnifici rappresentanti di queste splendide realtà corali. Buonasera a tutti, un saluto brevissimo, un saluto dell'amministrazione, grazie Ennio per aver accolto questa sfida, per aver portato le Alpiniadi in Carnia con la base Arta, Massimo Paluzza e Tolmezzo. Grazie ai 3 cori, davvero avete allietato la nostra serata con piacere, è stato davvero un grandissimo piacere poter ascoltare le vostre voci con tante persone che hanno voluto fermarsi assieme a noi. E adesso ascoltiamo l'ultima canzone, quindi grazie presentatore, sei fantastico come sempre, qualche accento sbagliato ma ci sta, sempre venuto, sempre andato, grazie.
grazie Andrea, grazie Elio, con la direzione suprema questa volta di Alessandro Elia, i cori uniti, coro Pier Pelecche, coro Cive e il coro Le Voci della Foresta, per sottolineare il nostro senso di appartenenza e augurare davvero la buona serata a tutti in nome degli alpini, l'inno degli alpini, il 33. Viva Arta Terme e viva la Carnia! Grazie ad Alessandro Elia, a Marco Clama, a Dario Scrignano, grazie a tutti, grazie ai magnifici coristi, grazie a voi per aver accolto il nostro invito ed essere rimasti qua ad ascoltare. Vi salutiamo, ci congediamo, domani grande prova in Petit Timau con la gara di staffetta e quindi premiazioni e domani sera la festa continua con gli splumats. E dunque signori, arrivederci a domani, buonanotte, grazie, viva gli alpini!